Ed è un piacere ospitare questa mattina con noi anche Franca Rigoni, che è vicepresidente del Festival Vicino Lontano e che da Udine ci è venuta a trovare in occasione dell'ormai imminente apertura del festival, che in queste giornate ha avuto qualche anticipazione, ma già oggi si entra nel vivo. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Il festival ha avuto la sua inaugurazione ufficiale l'8 maggio in grande stile, con una serata straordinaria che ha lanciato alcuni dei temi fondamentali, tra i quali a cosa serve pensare. È un tema su cui si può riflettere. Dopodiché, dopo la serata iniziale, il ritmo, diciamo, si è rallentato non dal punto di vista del peso dei temi, ma dal punto di vista del numero degli appuntamenti, perché la densità di appuntamenti comincia in questi giorni. Già oggi abbiamo un evento importante. Sì, certo. L'evento importante è la proiezione dell'anteprima nazionale di Parole povere, il documentario che Francesca Archibugi ha girato su Pierluigi Cappello, uno dei due vincitori del premio Terzani. Ecco, e abbiamo tra l'altro, adesso la regia sta cercando di inquadrare anche il libro è importante perché già dal titolo si capisce il tema, questa libertà, e su questo c'è molto da riflettere in questi anni. Beh, certo, questa è una libertà un po' speciale, un po' particolare, perché è la libertà di un ragazzo che la libertà del corpo l'ha perduta a 16 anni e ha cercato un altro tipo di libertà, che è la libertà della parola poetica. Questo romanzo, che è un romanzo di formazione, così come è un romanzo di formazione anche l'altro premio ex aequo. Questo romanzo, dicevo, di Pierluigi Cappello, che è un romanzo di formazione, è una sorta di diario personale, ci fa entrare anche però nell'officina creativa di questo autore, che è un poeta, uno dei poeti più significativi del panorama letterario italiano. Questo è in forma di romanzo? In forma di romanzo. Noi abbiamo premiato, la giuria del premio Terzani ha premiato un romanzo questa volta, che però racconta non soltanto la vicenda personale di un uomo, ma anche la catastrofe culturale e fisica di un intero territorio, il Friuli Venezia Giulia, del terremoto. Tra l'altro da pochissimi giorni abbiamo celebrato l'anniversario, il 6 certo, maggio. Il 6 maggio, certo. L'altro premiato invece ci fa entrare nelle grandi trasformazioni dell'Asia. Ecco, qui ci spostiamo proprio dal territorio del Friuli Venezia Giulia all'apertura che questo premio ha sempre avuto sul mondo, intitolato a Terzani, quindi il mondo dell'Oriente, e Mohsin Hamid, l'altro premiato. Il romanzo di Mohsin Hamid ha per titolo Come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente. Anche questo è in qualche modo un romanzo di formazione, perché racconta la storia di un uomo, di un paese non identificato dell'Asia, dalla nascita nella miseria più totale alla andata in città per arricchirsi sfrenatamente con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Questo ci racconta un po' anche di quello che esportiamo in questi paesi. Esatto, difatti l'evento che dedichiamo come omaggio a Mohsin Hamid è un confronto che si terrà nella chiesa di San Francesco, che ha per titolo L'Asia siamo noi, perché a me sembra, e alla giuria evidentemente è sembrato, che questo romanzo fosse una sorta di specchio deformante di quello del nostro capitalismo degenerato, no? Perché qui c'è tutto quello che sta succedendo in Asia, dall'arricchimento forsennato attraverso tutti i mezzi, la corruzione politica, la corruzione economica, la speculazione finanziaria addirittura, l'invasività dei media, il controllo addirittura della rete sulla tua vita privata, cioè c'è proprio tutto. È un romanzo veramente contemporaneo, attraverso la vita di un uomo si vede quello che sta succedendo in filigrana, si vede quello che sta succedendo in Asia.
forse irrimediabilmente. Ecco, vuole dire due parole? Non abbiamo tantissimo tempo, però secondo me è anche bello capire come vengono scelti questi selezionati, questi vincitori. Ma c'è una giuria che è assolutamente indipendente rispetto a vicino lontano a decidere, giuria qualificatissima. Lo statuto del premio stabilisce che l'opera premiata deve rappresentare simbolicamente o realmente, se è un reportage come nel caso di alcuni, insomma come Bilal per esempio di Fabrizio Gatti, era un reportage molto forte. Ma questa volta sono due romanzi che simbolicamente rappresentano un grande mutamento epocale, insomma. E quindi questo è lo statuto del premio, quindi si cerca di individuare questo elemento nell'opera che si premia. Ecco. Tiziano Terzani rimane nel nome del premio, ma rimane anche nel cuore del premio. Altro che. Rimane nel cuore del premio e il premio Terzani, la celebrazione diciamo, e la premiazione dei premiati per l'appunto, avverrà in una serata evento al Teatro Giovanni da Udine il 17 maggio, dove essendoci due premiati ex aequo, si approfitterà per celebrare anche il decennale di Vicino Lontano, senza dare uno spazio specifico a ciascuno dei due, cosa che sarebbe difficilissima, dando invece un grande spazio e una lettura importante da parte di un attore che è l'attore forse più importante in questo momento teatrale, Mario Perrotta, sulla scena italiana, vincitore del premio Ubu, attore dell'anno 2014. Daremo spazio alla lettura di alcuni passi dell'opera di Tiziano Terzani, i suoi diari, Un'idea di destino, appena uscita esattamente l'8 maggio in libreria, che è stato appena presentato al Salone di Torino. È anche questo un diario, guarda caso, un diario personale della sua vita in Asia, della sua vita privata, delle sue lettere ai figli, alla moglie. E questa è un'opera anche appunto che è stata realizzata probabilmente grazie ai figli. Certo, ma soprattutto ci dà anche la misura di quanto Tiziano Terzani avesse intuito che cosa stesse succedendo in Asia. E questo è molto importante, che questo legame anche... Infatti io non l'ho letto, non dico niente perché non so appunto... No, è appena uscito, quindi insomma nessuno forse l'ha ancora letto. Io ho letto... La giuria l'ha letto forse? Sì. No, la giuria no, perché appunto è un omaggio che viene fatto no, e appunto per lettura. questo noi faremo una lettura in anteprima a Vicino Lontano durante la Mi piace serata. che nel vostro programma c'è però una bella frase che ben si adatta allo spirito dei tempi, perché appunto è stato un grande pensatore Terzani, e la prospettiva sull'Oriente senz'altro, ma una prospettiva anche forse guardando da lontano il nostro mondo, una visione più chiara di quello che accade anche qui, no? Questa frase che dice facciamo ognuno qualcosa, nessun altro può farlo per noi, che è poi l'omaggio che viene fatto anche attraverso le scuole. Sì, questa è la frase che noi abbiamo dato quest'anno come input alle scuole che partecipano al premio Terzani per le scuole. Abbiamo avuto un'adesione straordinaria quest'anno, molto molto ricca, e si vede che la frase è piaciuta evidentemente. Comunque direi che insomma sia il premio che la manifestazione stanno ottenendo un grandissimo consenso, sempre di più direi. Ieri sera abbiamo avuto... L'altra sera abbiamo avuto Gian Antonio Stella e Natalino Balasso che hanno parlato di burocrazia e ci hanno fatto ridere fino alle lacrime. Per fortuna, perché spesso ci fa piangere questo tema. Certo, perché appunto avevamo non soltanto San Francesco gremito, ma anche tutto l'esterno della piazza vedeva molta gente che guardava dal grande schermo l'evento. Guardi, per noi è un piacere grande avervi qua, perché è un po' difficile ovviamente trasferirvi dal Friuli Venezia Giulia, ma noi siamo molto legati anche come emittente a questi territori, per cui sentire parlare di casa come parla lei di San Francesco, la vostra chiesa, della piazza, ci fa un enorme piacere. Tra l'altro questo festival è un incrocio veramente di personalità altissime, di temi di altissima interesse internazionale, una visione che è proprio tipica del nord-est, che guarda spesso più del resto dell'Italia al mondo. Vedo che avete l'Europa tra i vostri temi e anche l'Ucraina ovviamente, certo, con quello che sta accadendo. Il nostro gruppo
Noi facciamo sempre riferimento per i problemi di geopolitica al gruppo di Limes. Nella serata inaugurale c'è stato Lucio Caracciolo che ha tenuto una lezione strepitosa sui 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale e sulle conseguenze sul mondo che abbiamo oggi di fronte, in relazione come eredità, insomma, che cosa ci ha lasciato in eredità la Grande Guerra, insomma. Tra l'altro tra pochissimo inizieranno anche le celebrazioni. Sì, certo, abbiamo voluto insomma cominciare così, però insomma altri temi sono presenti molto forti nella manifestazione. Vorrei citare soltanto il tema ancora delle utopie, delle grandi utopie che stiamo dimenticando, l'utopia imprenditoriale di Olivetti, l'utopia ambientale di Peccei e del Club di Roma, anche l'utopia di Basaglia che è diventata un'amnesia di tutta una cultura dei decenni trascorsi, sì, sulla trasformazione della percezione della malattia mentale, per esempio. Anche questa è una cultura che abbiamo forse dimenticato, su cui dovremmo tornare. Ecco. E poi un altro tema importante di quest'anno è il tema del denaro, affrontato in chiave psicanalitica come condizionamento e come centralità, insomma, dei nostri interessi, volenti o nolenti, insomma. E si può farne a meno, no? Non si può. Però vedo che parlate del pane offeso, parole per la crisi del lavoro. Sì, abbiamo una sezione abbastanza importante quest'anno di poesia. A parte il fatto che abbiamo premiato, la giuria ha premiato anche un poeta, anche se per un romanzo, ma che spesso abbiamo portato anche noi dei poeti ultimamente, effettivamente è forse un modo di parlare che sta riprendendo piede. Certo. Beh, insomma, un grande successo, sappiamo benissimo che tutti gli italiani si sentono poeti, che intasano i siti dedicati. Ecco, però insomma noi abbiamo dato sempre più spazio in questi anni, poesia mescolata con musica, quindi abbiamo fatto delle proposte di lettura e di musica insieme. Ecco, abbiamo veramente finito il tempo a nostra disposizione. Vi rimando però al sito vicinolontano.it perché veramente è un programma ricchissimo che va dalla poesia alla letteratura, ai temi internazionali, fino a questo tema, per esempio, che è legato anche un po' alla politica, il dizionario ragionato del Movimento 5 Stelle. Insomma, c'è veramente moltissimo dentro questo contenitore. Sì, perché una delle grandi novità di Vicino Lontano di quest'anno è che abbiamo dedicato una sezione specifica alla rete, all'uso della rete, alla privacy, nonostante la rete, e anche al tema della democrazia in rete. Insomma, c'è un programma specifico addirittura con workshop operativi che accolgono persone che vogliano imparare a difendersi dalla pervasività della rete, dal controllo, insomma, che vogliono così osservare regole di sicurezza per se stessi. Mamma mia, un tema delicatissimo, importantissimo, e credo che tutti quanti vorremmo partecipare a questo workshop. Io dico sempre come battuta che non abbiamo avuto mai così poca privacy come da quando è stata istituita la legge sulla privacy. Penso che sia stato il tracollo della nostra privacy. Grazie tantissimo a Franca Rigoni di essere stata con noi questa mattina. 30 secondi, vuole 30 secondi? Sì, vorrei dire questo, vorrei dire a tutti di visitare e navigare nel nostro sito, perché oltretutto abbiamo fatto anche uno sforzo straordinario di rinnovamento del sito che sta funzionando benissimo, che è molto dinamico e molto navigabile, piace molto ai giovani. Ci sono tantissime fotografie che rendono e restituiscono il clima di un festival col suo pubblico, i suoi relatori, i suoi spazi, perché anche questi sono importanti per noi. Grazie ancora, vicinolontano.it per gli approfondimenti, e noi tra pochissimo parliamo di malattie rare perché è sempre più difficile per chi deve sostenere questa battaglia. Tra poco.